Buongiorno e benvenuti a Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta. Apriamo questa edizione con la cronaca. Restano gravi le condizioni di una 19enne coinvolta in un incidente stradale a Padova e del poliziotto ferito in uno schianto a Piove di Sacco. Sono ancora molto gravi le condizioni della 19enne che all'alba di domenica è rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre viaggiava su uno scooter guidato dall'amica ventenne, anche lei ferita. Lo schianto è avvenuto in via dei Colli a Padova, all'angolo con via Monte Sirottolo. La Vespa su cui viaggiavano le due ragazze si è scontrata con un'auto guidata da un 28enne di Selvazzano, anche lui rimasto ferito. La 19enne, passeggera dello scooter, è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Padova, la sua prognosi è ancora riservata. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'incidente fosse avvenuto durante una manovra di svolta con l'auto che ha centrato lo scooter che arrivava dal senso opposto di marcia. Restano sempre gravi anche le condizioni del poliziotto e delle volanti di Padova coinvolti invece in un incidente stradale a Piove di Sacco nella notte tra venerdì e sabato. Il 32enne agente della questura si è schiantato con il suo scooter contro un palo dell'illuminazione mentre stava tornando a casa dopo una serata con gli amici. Il poliziotto, soccorso da alcuni passanti, è stato trasferito d'urgenza in ospedale a Padova, dove si trova ancora ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. E c'è un colpo di scena nel caso dell'investimento mortale a Cereda, siamo in provincia di Vicenza. Sarebbe un minorenne della Valle dell'Agno il responsabile dell'investimento di Paolo Michelin, il 62enne che ha perso la vita travolto mentre spingeva a mano la sua bicicletta. La tragedia stradale di Cereda sfocia verso una soluzione. Sarebbe un sedicenne della Valle dell'Agno ad aver travolto col suo scooter nella notte tra venerdì e sabato Paolo Michelin, il 62enne investito mentre presumibilmente stava spingendo a mano la sua bicicletta in via della Madonnetta a circa 200 metri da Contrada Pettenello. Il giovane, dopo 2 giorni di silenzio, si è presentato spontaneamente in caserma dai carabinieri di Valdagno accompagnato dai genitori. In realtà l'idea, sin dal primo momento, è che a causare la tragedia stradale fosse stato proprio uno scooter. Io ho sentito un piccolo colpo, ma siccome passano tante moto, poco prima mi pareva di aver sentito anche un rumore di uno scooter, una moto, insomma. Il giovane, a quanto pare, dopo aver travolto la vittima, presumibilmente si sarebbe allontanato dal luogo dell'incidente in preda al panico. Una strada comunque che, come segnalano i residenti, è pericolosa. Questa è sempre stata una strada pericolosa. Bisogna mettere dei dossi, è inutile. Oggi, alla luce delle ultime novità, è intervenuto il sindaco di Cornedo Vicentino, Francesco Lanaro, che parla di tragedia nella tragedia. Si è conclusa la vicenda dell'investimento del nostro concittadino Paolo Michelin, 62 anni, che 2 sere fa è stato travolto e ucciso da un utente della strada. Si è conclusa nella peggiore delle ipotesi, nel senso che siamo di fronte a una tragedia nella tragedia. Oltre alla morte del nostro concittadino, troviamo oggi sui giornali che l'investitore era un ragazzo di 16 anni residente nella Valle dell'Agno e che pertanto si è costituito accompagnato dai propri genitori. Una tragedia nella tragedia, ma che si è conclusa nella peggiore delle ipotesi. Sarebbe stato comunque peggio che questo fatto rimanesse ignoto e pertanto confidiamo adesso nel lavoro della magistratura. Era stato notato mentre dormiva in un'auto abbandonata. Intervenuta la polizia ha rintracciato un minorenne che poi è stato denunciato. Vediamo per quale motivo. È stato trovato mentre dormiva in un'auto parcheggiata in un'area condominiale all'Arcella e con sé aveva 2 grossi macete e un coltello serramanico. I poliziotti della questura di Padova hanno denunciato un 17enne tunisino e irregolare sul territorio che, nonostante la giovane età, aveva già diversi precedenti per droga, furto, interruzione di pubblico servizio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. La segnalazione è partita dall'addetta alle pulizie dello stabile, che aveva notato all'interno di un'auto, una vecchia Chevrolet abbandonata, un ragazzo che dormiva. Da qui l'intervento degli agenti, che hanno subito notato le armi bianche che il 17enne aveva con sé sul sedile del passeggero. Il 17enne è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e affidato a una comunità per minori.
E sempre a Padova la polizia ha arrestato al parco Milkovic un tunisino di 19 anni sorpreso con una decina di dosi di cocaina pronte per essere spacciate. La sua attività di spacciatore l'aveva iniziata quando era ancora minorenne e la sua presenza di sera mentre si aggirava all'interno del parco Milkovic all'Arcella non è sfuggita ai controlli della polizia. Un ragazzo tunisino di 19 anni richiedente protezione internazionale è stato arrestato venerdì sera a Padova. Il giovane pusher aveva in tasca 9 dosi di cocaina pronte per essere spacciate. I poliziotti l'hanno notato mentre camminava nel parco in attesa di qualcuno. Alla vista degli agenti il ragazzo ha tentato di disfarsi del sacchetto gettandolo in un cespuglio, ma è stato bloccato. Nel pacchettino bianco erano già pronti 9 piccoli involucri con altrettante dosi di cocaina. Portato in questura si è scoperto che il 19enne era conosciuto con ben 4 alias, ovvero 4 identità diverse. Visti i precedenti anche per furto e rapina, è stato arrestato. A Venezia invece proseguono gli accertamenti per verificare l'identità degli studenti che pochi giorni fa hanno aggredito in calle un professore UAV per i suoi progetti per il Medio Oriente. Il gesto ha scatenato le reazioni di condanna bipartisan della politica e naturalmente in primis del rettore dell'Ateneo. Dallo UAV di Venezia ha presentato un esposto contro i 4 studenti la cui identità è in fase di verifica grazie alle telecamere di sorveglianza che mercoledì scorso hanno aggredito in calle un docente per i progetti dell'Università di Architettura in Medio Oriente. Il docente prima ha fermato, poi accerchiato, insultato e preso a spintoni perché amico del rettore. E il rettore Benno Albrecht, da noi contattato al telefono, preferisce commentare il gravissimo episodio con la nota diramata a tutto l'Ateneo dopo il vile gesto. Considero questo episodio estremamente preoccupante, segno di un clima di intolleranza, un attacco alla libertà personale inaccettabile che genera un clima di paura e tensione, scrive, esprimendo piena solidarietà al collega da parte sua e dell'Ateneo. Lo UAV è l'unica università d'Italia a partecipare al Gaza Reconstruction Team, il gruppo interministeriale palestinese a supporto del MOPIC, il Ministero della Pianificazione e della Cooperazione Internazionale per la Palestina. Invito tutti ad abbassare la temperatura di un conflitto di opinioni che, come si è visto, può generare conseguenze pericolose. Faccio appello alla responsabilità della nostra comunità per riuscire a vivere la differenza di visioni, di posizioni in un clima di rispetto e soprattutto di non violenza, conclude Albrecht. E passiamo in provincia di Udine, dove si infittisce il mistero sulla rissa e violenza sessuale ai danni di una ragazzina ad opera di minori stranieri non accompagnati, accaduto nella notte tra il 3 e il 4 giugno all'esterno di un locale nelle campagne di Premariacco. Quello che è accaduto è gravissimo, soltanto che non possiamo nemmeno dire che sia un episodio saltuario. Il giallo nel giallo sulla vicenda che ha visto protagonisti in negativo un gruppetto di minori stranieri non accompagnati nella rissa e presunto abuso sessuale, ospiti di una struttura della provincia friulana ai danni di una coetanea avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì nell'area adiacente all'aviosuperficie di Casali Pasc in comune di Premariacco. Un evento musicale organizzato da tempo da parte del gestore del locale, con la numerosa partecipazione di giovani della zona, una serata di festa e puro divertimento. Poi qualcosa cambia, un gruppetto di ragazzini che spuntano all'improvviso e cercano di imboscarsi tra la folla festante. Il gestore insieme alla security nota l'antifona e li fa uscire nel piazzale esterno. Tutto risolto? Verso l'una scoppia una rissa tra il gruppetto dei minori non accompagnati e altri coetanei non comunitari. A quel punto non resta che allertare le forze dell'ordine. Celermente una pattuglia dei carabinieri del radiomobile di Cividale arriva sul posto. All'udire delle sirene la fuga. Alcuni scavalcano la rete di recinzione della vicina piscina, 3 a bordo di un furgone preso in prestito senza autorizzazione fungono lungo le strade poderali, abbandonandolo nei pressi di Cividale. Altri perdono cellulari e indumenti. Nel controllo si scopre che una ragazzina minorenne si trova a terra bisognosa di cure, impaurita e sotto shock, racconta di aver subito una violenza sessuale. Ricoverata in ospedale, solo nei prossimi giorni verrà raccolta la sua
sua testimonianza per risalire al branco. Non possiamo più accettare che degli stranieri minori vadano a fare il diavolo a quattro all'interno delle nostre comunità, peraltro non semplicemente con gesti, come dire, esecrabili, ma con violenze. Io da anni continuo a ripetere questo, continuo a ripetere che il sistema di controllo deve essere più rigido, che noi non possiamo dare l'impressione a questi ragazzi, perché sono tutti ragazzi, che qui si sia il Far West. Le forze dell'ordine fanno un grandissimo lavoro. A Cordignano, in provincia di Treviso, un incendio ha devastato 3 aziende. Noi ci colleghiamo in diretta per gli ultimi aggiornamenti con Elena Dal Forno, con la collaborazione tecnica di Nicoletta Rizzetto. Buongiorno Elena. Buongiorno Filippo, buongiorno a tutti i teleascoltatori di Rete Veneta. Siamo qui con il sindaco Roberto Campagna, sindaco di Cordignano, dove questa mattina alle 5:30 è divampato un incendio incredibile che ha devastato 2/3 aziende, perché 2 aziende sono di 2 titolari e una terza invece è di un titolare che aveva proprio il suo capannone adiacente. Si tratta della Vintage Wood, della Tofano e della Lacca. Tutte aziende che si sono ritrovate questa mattina con tutto il materiale bruciato. Chiediamo proprio al sindaco Roberto Campagna come si è svegliata Cordignano sotto shock. Sì, un bruttissimo risveglio questa mattina per Cordignano. Questa mattina alle 6, circa verso le 6, vigili del fuoco di Treviso mi hanno avvisato che c'era un forte incendio a Cordignano che aveva appunto colpito 2 aziende nostre del territorio. E purtroppo l'incendio è molto serio, tant'è che di queste 2 aziende, di questi 2 capannoni è rimasto ben poco. Ecco, in effetti un incendio che è divampato alle 5:30 e che avrà probabilmente la sua conclusione verso questa sera, perché come ci spiegavano i vigili del fuoco non riescono ancora ad entrare nella parte interna dell'azienda e spegnere il fuoco. Aziende che sono ovviamente la vita dei 2 titolari che erano addirittura partiti come dipendenti. Comunque ascoltiamo sulle cause, sul dispiegamento di uomini e mezzi l'ispettore dei Vigili del Fuoco Matteo Di Battista. La telefonata è giunta tramite comando limitrofo alle prime ore del mattino. L'incendio interessava appunto l'azienda in questione e immediatamente abbiamo attivato la catena di soccorso che si è concretizzata con un accesso all'intervento di circa, in prima battuta, 25 operatori vigili fuoco, con poi un supporto di altri 23 operatori tra comando di Treviso, comando di Venezia, comando di Belluno e comando di Pordenone. Attualmente le fasi dell'intervento sono ancora in corso di bonifica e di completamento. Per quanto riguarda aspetti legati alle persone, non c'era nessuno all'interno, non abbiamo notizie di feriti, ci sono danni ovviamente ingenti che poi una volta spenta l'aria andremo a definire insieme alle forze dell'ordine, ok? E tutto qua, insomma. Nessuna idea su come possa essere accaduto? Allo stato attuale non abbiamo ancora fatto nessuna ipotesi, perché appunto prima ci concentriamo nel mettere in sicurezza l'area e poi faremo le dovute indagini in collaborazione con i carabinieri. Pericolo ambientale, questione? Allora, in merito al pericolo ambientale abbiamo interpellato l'ARPAV che ha provveduto a fare i relativi campioni e poi eventualmente tramite la unità sanitaria ci comunicherà eventuali interventi da fare. Previsione di durata di questo intervento? È che le operazioni sono ancora complesse perché della parte centrale del capannone è implosa in se stessa, quindi abbiamo difficoltà ad accedere, di conseguenza tutte le operazioni sono concentrate lateralmente. È partito qui dalla Tofano, giusto? Ma non mi sento di confermare né di smentire, le indagini le faremo dopo aver bonificato l'area. Solo una cosa, qua ci dicevano niente. Sull'azienda di là c'è qualcosa? Allora, dalle informazioni che abbiamo risulta che la situazione era stata bonificata dall'azienda, però ripeto, sia su questa che sull'altra. Esatto, ripeto, in merito, non avendo competenza tecnica, rimandiamo a quelle che sono le analisi che poi ci comunicherà tempestivamente l'ARPA e che comunicherà all'azienda sanitaria locale. Quanti uomini sono ancora qui in attività? Come vigili del fuoco? Sì.
come vigili attualmente abbiamo 48 unità. 48 unità che sono dislocate tra Venezia, Treviso, Belluno, Pordenone. Adesso stanno arrivando anche da Padova per mezzi speciali, insomma. Ecco, riprendiamo la linea proprio ci riagganciamo all'ultimo pezzo dell'intervista, perché chiediamo al sindaco proprio la questione legata alla tutela ambientale. Sì, l'altra preoccupazione che abbiamo avuto, ovviamente, che abbiamo in questo momento, è la situazione per quanto riguarda l'aria. Ho appena incontrato i tecnici dell'ARPA presenti sul territorio, da questa mattina stanno monitorando la situazione, hanno fatto numerosi campionamenti, numerosi prelievi. Il materiale che è bruciato per fortuna non desta particolari preoccupazioni, quindi mi sento di tranquillizzare un po' tutti per quanto riguarda la situazione. A scopo precauzionale comunque in mattinata abbiamo diramato un avviso alla popolazione invitandola a rimanere a casa se non necessariamente deve uscire e soprattutto tenere le finestre chiuse. Per ulteriore scrupolo abbiamo chiamato i gestori del centro estivo, del GRES parrocchiale, dicendo di svolgere oggi attività al chiuso, al coperto. Ecco, sono 3 aziende distrutte, però per fortuna, sindaco, nessun danno alle persone. Sì, se vogliamo cercare anche qualcosa di positivo in questa giornata la troviamo proprio qua, non ci sono danni alle persone, quindi questo è molto positivo. Voglio esprimere insomma la mia vicinanza ai titolari di tutte e 2 le aziende che si sono visti praticamente andare in fumo una vita di lavoro. Ecco Filippo, su queste parole veramente tristi, su questa tragedia qui a Cordignano ti restituisco la linea. Grazie a Elena Dal Forno e a Nicoletta Rizzetto in diretta da Cordignano. Noi adesso parliamo del maltempo che questa notte ha interessato anche la provincia di Vicenza. Il nubifragio è tornato a colpire in particolare la Valle dell'Agno. A Valdagno una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di una palazzina. Ci sono 14 persone evacuate. Per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con Daniele Garbin e Andrea Benetti. Buongiorno Daniele. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori, confermo siamo qui proprio in Valle dell'Agno, a Valdagno. Diciamo che l'ondata di maltempo ha colpito un po' tutta la provincia di Vicenza, soprattutto la parte pedemontana. È stata una notte monitorata ovviamente, come era stato ampiamente è stato dato l'allerta. Diciamo che gli eventi per esempio della notte bianca programmati in città sono stati tutti disdetti, è stata annullata la notte bianca nel capoluogo vicentino. Nei dintorni invece si sono registrati i vigili del fuoco delle cadute di alberi a Creazzo sull'altopiano, dove comunque a prevalere è stato un vento forte assieme all'acqua che ha spazzato proprio via buona parte degli alberi, ma anche i tetti delle case, come in questo caso a Valdagno, che è la situazione peggiore, dove, come dicevi giustamente, siamo in via Giori. In questo momento proprio vi portiamo a vedere la palazzina, che è una vecchia palazzina di 3 piani, vecchia, che aveva queste 14 persone dislocate negli appartamenti. In questi numeri vedete 56 e 58, a terra ancora sono rimasti dei coppi, come vedete. I vigili del fuoco non hanno lavorato tutta la notte per sgombrare e mettere in sicurezza almeno questo stabile, però al momento è dichiarato insomma non agibile. Queste 14 persone sono uscite, hanno trovato alloggio, alcuni tra parenti e amici. 9 persone invece sono state assistite dal comune e hanno trovato alloggio attraverso i servizi sociali. Ecco, una situazione che dicevamo torna a colpire un'altra volta in maniera peggiore il Valdagno, perché Valdagno, ricordiamo, nel maltempo di aprile era stata la situazione che aveva portato alla furia dell'Agno e alla distruzione del Ponte dei Nori, con la perdita della vita di 2 persone, padre e figlio. Ecco, Valdagno torna ad essere ancora un po' l'epicentro. È stata ovviamente per fortuna un'ondata minore, però comunque questi sono i danni. Noi cercheremo di sentire il sindaco per maggiori notizie, poi diamo appuntamento stasera all'appuntamento del telegiornale. Per il momento è tutto, restituisco la linea. Grazie a Daniele Garbin in collegamento in diretta da Valdagno con la collaborazione tecnica di Andrea Benetti. Allora facciamo un po' il punto su quello che è stato il maltempo e quali sono le previsioni per le prossime ore. Ci colleghiamo in diretta con Belluno, dove c'è Fabio Fioravanzi, che è in compagnia dell'assessore regionale Bottacin. A te la linea, Fabio.
nuvole che vedete inquadrate sono anche belle da vedere, sono quelle che però fra qualche ora potrebbero preoccupare, Assessore? Ma sì, diciamo che le previsioni meteo adesso prevedono una finestra di bel tempo e quindi questo è positivo, perché dopo l'ondata che c'è stata tra ieri pomeriggio e questa notte questo è utile. Però poi ci sarà da questa sera un ulteriore peggioramento con un'altra ondata di maltempo che terminerà nella giornata di domani, dopodiché il tempo dovrebbe volgere al meglio. Nelle ore trascorse abbiamo avuto precipitazioni piuttosto importanti, soprattutto nella zona della Pedemontana, in modo particolare la Pedemontana trevigiana all'Alpago, e con delle cumulate in Cansiglio che superano i 150 mm. Vittorio Veneto è stato particolarmente interessato con degli allagamenti localizzati, delle grandinate nella zona del Corniglianese e anche una piccola tromba d'aria che ha scoperchiato un'abitazione a Valdagno. Dopodiché ci sono delle situazioni localizzate ma molto puntuali. A Vittorio Veneto, piccola esondazione del Meschio, per fortuna niente di particolare. Lei prima mi diceva, che avessimo il collegamento, che quelle nuvole sono sul Cansiglio dove c'è il Fadalto chiuso. C'è il Fadalto chiuso da ieri sera perché sul Fadalto da tempo ormai è installato da parte di ANAS un sistema di monitoraggio delle colate che ci sono lungo il versante, e quando ci sono determinate condizioni, per esempio quando le precipitazioni superano un certo valore, viene chiuso a scopo precauzionale. Ed è un sistema di allarme ormai collaudato e che, da quanto ho capito, ANAS vuole riproporre a San Vito di Cadore, ed è il famoso sistema di allarme che richiede 2 settimane di tempo per essere installato. Nel frattempo a San Vito di Cadore, ovviamente adesso non è possibile riaprire perché abbiamo queste 2 ondate di maltempo, ma nel momento in cui il tempo dovesse volgere al meglio, come è stato valutato nella riunione di venerdì mattina, in caso di assenza di precipitazioni, con la frana monitorata a vista e con l'installazione di 2 pluviometri, potrà essere riaperta da parte di ANAS, ripeto, quando le condizioni meteo lo consentono. Che è a questo che è servita la sua firma? Beh, la mia è di tutti quelli che erano in quella riunione, a cui ha partecipato il professor Nicola Casagli, mandato dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, uno dei massimi esperti di questo tipo di frane, le colate detritiche, che appunto ha anche lui confermato che quando non ci sono precipitazioni piovose in corso, il materiale delle colate rimane con buona probabilità fermo, e quindi questo ci ha consentito di apporre una firma su quel verbale che prevede la riapertura appunto quando le condizioni meteo non sono avverse, in questi 15 giorni di attesa dell'installazione del sistema di monitoraggio che poi sarà definitivo. A lei preoccupa di più Croda Marcora e San Vito o Cancia a Borca di Cadore? A me preoccupano tutte le situazioni di rischio a cui sono esposti i cittadini, e da 10 anni a questa parte infatti penso di essermene occupato abbastanza, visto e considerato che abbiamo investito 2 miliardi 200 milioni di euro in opere di difesa del suolo che hanno dato anche esito positivo. Ovviamente il difetto di queste opere è che non si vedono e soprattutto non sono conosciute, perché quando vengono realizzate, se sono efficaci, come lo hanno dimostrato di essere, non si verificano gli eventi che invece si sarebbero verificati qualora non fossero state realizzate. Mi riferisco per esempio al fatto che se non avessimo realizzato per esempio i bacini di laminazione nel Vicentino, Vicenza si sarebbe allagata in più occasioni come accade nel 2010, invece questo non è accaduto. Mica se sbaglio, le opere di mitigazione a Cancia sono finanziate dalle regione, si parla di 100.000 metri cubi di detriti. Erano previsti 30.000, ne hanno fermati 80.000. Se scendevano a valle il paese non c'era più. No, la frana di Cancia non è gestita dalla regione. No, è finanziata? Non è proprio così, perché nel 2009 la regione aveva un progetto di realizzazione di un'opera. Quando poi nel 2010, su richiesta della popolazione, la frana è stata trasferita alla provincia, io me lo ricordo bene perché ero presidente della provincia, la regione ha trasferito quei fondi che erano destinati ad altro scopo,
alla provincia finanziati in questo senso, cioè che sono soldi della regione però. Per realizzare l'opera che la provincia in autonomia, come richiesto anche da un referendum per l'autonomia amministrativa, avrebbe scelto di realizzare. Quindi io non entro nel merito delle scelte progettuali, non entro nel merito di quello che è stato fatto, anche perché non ne sono a conoscenza. Dicevo solo che queste opere però appunto poi non si vede, ma se non ci fossero queste opere di mitigazione che vengono fatte in tanti posti ci sarebbero disastri. C'è la preoccupazione per l'acqua, però ci sono anche degli incendi. Sì, questa notte c'è stato un incendio in uno stabilimento produttivo a Cordignano che è in fase di spegnimento, un incendio piuttosto imponente che sicuramente ha creato dei danni consistenti e anche qualche incendio boschivo abbiamo avuto nella zona di Chioggia in maniera ripetuta in queste ore, e qui devo ringraziare sia i vigili del fuoco che i volontari della protezione civile antincendio boschivo che sono intervenuti tempestivamente e hanno arginato il fronte delle fiamme, considerando che lì siamo in una zona, anche considerando il fatto che siamo in una zona turistica e siamo in luglio. Però il ripetersi là, come diceva prima, di episodi nello stesso posto fa un po' sospettare. Ma su questo gli inquirenti, ovviamente noi nel momento in cui viene individuato, viene segnalato incendio boschivo, compito nostro è quello di spegnerlo e di segnalarlo agli inquirenti che ovviamente quando ci sono situazioni ripetute ovviamente approfondiscono ulteriormente le indagini e fanno le loro valutazioni. Grazie mille Sole Botacin per le spiegazioni che ci ha dato, le informazioni che ci ha dato. Linea allo studio. Grazie a Fabio Fioravanzi in collegamento dal Bellunese con la collaborazione tecnica di Simone Merlo. Torneremo ad occuparci di quelle che sono state le conseguenze del maltempo che ha colpito la nostra regione ieri sera, ieri notte. Adesso però ci spostiamo a Marcona, un anno dalla morte di Alex Marangona nel giallo dell'abbazia di Vidor. Genitori e amici si sono ritrovati insieme ieri pomeriggio in un evento a Bonisiolo per ricordare chi era il 25enne e chiedere ancora una volta la verità su quelle che sono le circostanze che hanno portato alla sua scomparsa. Sul posto per noi c'erano Anna Maria Parisi e Francesca Pezzo, ma adesso ci colleghiamo un po' con Anna Maria Parisi che si trova in diretta a Marcon con la collaborazione tecnica di Sandro Ponchio. A te la linea, Anna Maria. Sì, buongiorno Filippo, e da Marcon dove risiedeva Alex Marangona e dove risiede tuttora la famiglia si continua a chiedere la verità per Alex. Come hai detto tu, si è in attesa, ieri si è tenuto il picnic a Bonisiolo di Mogliano Veneto per ricordare Alex ad un anno di distanza, gli impianti sportivi dove normalmente Alex ha tenuto e teneva nel corso degli anni i festeggiamenti per il suo compleanno. La famiglia continua a chiedere che ci sia, si rompa questo muro di omertà, così la mamma insieme agli amici. E allora sentiamo che cosa ci hanno raccontato. Verità per Alex, perché comunque non c'è ancora una verità per Alex. Comunque c'è ancora omertà e nessuno vuole esprimersi, stanno tutti zitti, come io ho sempre detto, e non lo so se mai verrà fuori la verità. Io spero di sì, però io sono sempre quella ottimista. Ecco, è perché comunque parlando con la famiglia, con i genitori, naturalmente il dolore a distanza di un anno da quel 30 giugno 2024, il dolore è vivo, tangibile, e c'è la rabbia naturalmente a distanza di un anno di non sapere cosa sia successo, e sembra quasi, mi raccontavate, che per come sono state raccontate certe dinamiche, sembra che Alex, perché fosse entrato in quella specie di comunità, per non chiamarla setta, se la sia andata a cercare. Qualcuno dice invece così non è stato, perché Alex era un ragazzo che voleva vivere, aveva tanti progetti, tanti programmi. Amava troppo la vita per suicidarsi. Possono dire quello che vogliono, noi Alex lo conoscevamo bene e aveva un sacco di progetti sia per l'estate scorsa e sia per il futuro, tant'è che aveva ancora un'auto in Nuova Zelanda intestata a lui stesso. È sempre la stessa domanda e anche andando avanti non abbiamo ottenuto e non stiamo ottenendo le risposte che vorremmo, e
la speranza è sempre viva e vorremmo comunque appunto riceverle queste risposte nei tempi più brevi possibili, che non passi un altro anno e ritrovarsi ancora qua. Tu quando hai visto, sentito Alex per l'ultima volta, come l'hai sentito? Era una persona serena, tranquilla, o insomma quest'idea del suicidio ti convince o no? Non mi ha mai convinto e trovo che sia francamente non solo ridicolo ma anche oltraggioso verso la sua persona pensare a una cosa del genere. L'ultima volta che l'ho visto è stata un mese prima che accadesse poi il fatto. Eravamo a Venezia, abbiamo fatto un'uscita normalissima, siamo andati a bere uno spritz, ci siamo salutati e non avrei mai potuto pensare che quello sarebbe stato poi l'ultimo momento in cui l'ho visto, effettivamente. Ecco, ti raccontava dei suoi progetti di vita, dei suoi viaggi, cosa ti raccontava? Che progetti aveva? Sì, mi aveva raccontato che appunto proprio il giorno dopo, cioè il 1° luglio dell'anno scorso, sarebbe dovuto tornare a Marcon, a casa, e probabilmente ci saremmo anche visti a mangiare qualcosa e poi aveva in programma un viaggio per l'Italia con un'amica che doveva arrivare qui dalla Nuova Zelanda che aveva conosciuto appunto durante il suo soggiorno lì. Quindi progetti ne aveva e non stava mai fermo, quindi sicuramente era uno che pensava al domani. Ecco, così l'amico Andrea. Alex era uno che pensava al domani. In attesa di sapere quale sarà l'esito degli esami tossicologici che si terranno, che tra poco dovrebbero essere resi noti nel giro di pochi giorni, tra i familiari, anche tra i familiari, l'ipotesi del suicidio non prende assolutamente corpo. Nel momento in cui mi raccontavano ieri, nel riconoscimento appunto drammatico di Alex in obitorio, Alex presentava vistosi segni di ecchimosi sul volto, in particolare su uno dei 2 occhi, e molti graffi sul viso. Ecchimosi e graffi, mi è stato riferito che non erano presenti sul corpo. E come fare a capire chi entra a far parte di una setta? Ce lo racconta la referente veneto con sede a Milano dell'associazione SOS Antiplagio, che si è avvicinata e sta dando supporto alla famiglia di Alex Marangon. Poi linea a voi, da Marcone è tutto. I segnali sono innanzitutto l'allontanamento dalla famiglia, la perdita dello spirito critico, quindi la persona non ha più quello senso critico che gli permette di capire se sta vivendo un percorso personale sano o non. Poi oltre all'allontanamento dalla famiglia anche il cambiamento di abitudini di vita, quindi cambiamento della modalità di mangiare, cambiamento della modalità di vestirsi, allontanamento dagli affetti. Purtroppo tutti possiamo attraversare un momento di fragilità dovuto a un lutto, a una perdita del lavoro, a un problemi di salute, a una delusione d'amore. Quindi in questo momento di fragilità si cerca qualcuno che ci possa sollevare o fare stare meglio. Noi ci siamo avvicinati alla famiglia Marangon perché abbiamo ritenuto giusto farlo, dato che abbiamo capito assieme ai genitori che Alex ha affrontato un momento di fragilità. Quindi in questo momento di fragilità, per il desiderio di stare meglio, si è avvicinato a questa realtà dove ha trovato questo tragico destino. Noi come associazione da più di 20 anni operiamo nel territorio nazionale, facciamo prevenzione, sensibilizzazione e informazione sul fenomeno di culti abusanti e degli abusi psicologici. Proseguiamo con la cronaca. È stato rimpatriato il nordafricano che vandalizzò un negozio di Vicenza, costringendo la titolare a chiudere l'attività.
È stato rimpatriato l'extracomunitario pluripregiudicato autore di una serie di reati in città che aveva vandalizzato il negozio di Margherita Parolin. L'esercente, terrorizzata dal comportamento del criminale, aveva deciso di chiudere temporaneamente la sua attività per paura. A dare l'annuncio dell'avvenuto rimpatrio lo stesso ministro all'interno Matteo Piantedosi, che al telefono del prefetto di Vicenza ha voluto parlare direttamente con la titolare. Pronto? Ma che bella sorpresa, inaspettata, sono emozionata. Buongiorno. Una telefonata assolutamente inaspettata, il cui contenuto ha commosso la signora Margherita. No, davvero? Ma non ci credo. Il plauso per l'effettiva espulsione del malvivente anche da parte dell'amministrazione comunale, che attraverso la polizia locale aveva collaborato per identificare ed espellere l'autore di furti, spaccio e aggressioni nella zona di Campo Marzo e del Quadrilatero e che ultimamente creava tensioni e disturbo ai commercianti. E grazie a questo lavoro di squadra arrivano i risultati. Più che l'auspicio, la preghiera, la richiesta che facciamo ora è che non si riveda quello che abbiamo visto con la persona che aveva creato problemi alla commerciante Corso Fogazzaro, cioè che l'espulsione poi nella prima fase non sia effettiva e che si riveda un ritorno in città. Le espulsioni devono funzionare perché dobbiamo aiutare, coinvolgere tutti quelli che sono disponibili a dare una mano, a comportarsi bene, ma dobbiamo essere altrettanto inflessibili e duri nei confronti di chi delinque. Il sollievo dell'esercente è stato apprezzato dal ministro, che ha voluto spendersi personalmente per la conclusione di un episodio che aveva destato profonda apprensione nella comunità. Piantedosi ha ribadito la tolleranza zero per chi delinque e mette a rischio la sicurezza dei cittadini. Grazie, mi sono commossa perché ho sofferto tanto, ho avuto un momento difficile. E un giovane pakistano è stato arrestato per detenzione di droga dopo un inseguimento in via Petrarca a Udine. In un sacco è stato trovato mezzo chilo di hashish. È stato sorpreso con le mani nel sacco, non è un modo di dire, ma quanto realmente è accaduto venerdì 3 luglio intorno alle 16 in via Petrarca, quando gli agenti della polizia della questura di Udine, in servizio di pattugliamento, hanno notato gli strani movimenti di un giovane pakistano di 25 anni, intento a rovistare in un sacco arancione ai lati della strada. Insospettiti, gli agenti hanno tenuto d'occhio il sacco e il giovane, passando all'azione quando questi, accortosi di essere sotto osservazione, ha tentato la fuga. Un inseguimento che si è concluso poco dopo con l'arresto. L'uomo, sottoposto a perquisizione, aveva addosso un modesto quantitativo di stupefacente e soldi in contanti per circa 800 euro, ma nel sacco in cui stava rovistando poco prima gli agenti hanno trovato e sequestrato quasi mezzo chilo di hashish. Dagli accertamenti effettuati è risultato che il 25enne pakistano, attualmente irregolare sul territorio nazionale, era arrivato in Italia nel 2016 ed era inizialmente provvisto di permesso di soggiorno. A suo carico risultano numerosi precedenti per detenzione e spaccio di stupefacenti e condanne per questo reato. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. E la polizia di Padova ha redatto un bilancio dei primi 6 mesi dell'anno in corso in tema di immigrazione clandestina. Ecco i dati delle operazioni a Padova e in provincia. 127 stranieri irregolari portati nei CPR, 26 rimpatriati, 61 espulsi con ordine del questore Marco Dorisio. Questi i dati che la questura ha rilasciato per i primi 6 mesi del 2025 in ambito di controlli del territorio in tema di immigrazione clandestina. Nel corso del primo semestre dell'anno sono stati adottati dal questore 214 provvedimenti di espulsioni. I provvedimenti in esame sono stati emessi in particolare nei confronti di 83 cittadini tunisini, 19 nigeriani, 33 marocchini, 28 cinesi, 11 algerini, 10 moldavi e 5 tra senegalesi e di altre nazionalità. Tra gli interventi più significativi dell'ultimo mese, i poliziotti hanno rintracciato un cittadino nigeriano di 33 anni su cui pendeva una condanna di 1 anno e 20 giorni per atti persecutori nei confronti della compagna, anche in presenza dei 3 figli minorenni. Non solo questo, però, in carico all'uomo sono state riscontrate anche una condanna per rissa e precedenti di polizia per il reato di lesioni personali per un'aggressione commessa all'interno della casa circondariale di Padova e per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.
Il 33enne è stato portato all'aeroporto di Malpensa per essere rimpatriato in Nigeria. E ora parliamo di controlli antiludopatia nell'Alta Padovana. Una sala slot di Reschigliano è stata multata per orari vietati. Quando la polizia locale del Campo San Pierese è entrata nella sala slot a Reschigliano di Campodarsego, ha colto in flagrante alcuni giocatori intenti a utilizzare gli apparecchi da gioco durante la fascia oraria vietata per legge dalle 18 alle 20. Il blitz degli agenti durante un controllo antiludopatia nella zona di Campodarsego. Alcuni clienti stavano giocando e hanno tentato di spegnere le macchinette. Il titolare della sala giochi, un cittadino cinese, è stato immediatamente sanzionato con una multa di 500 euro per la violazione degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco. Non è la prima volta che le forze dell'ordine intervengono nel locale che ha violato più volte le norme antiludopatia. Ora il rischio è che la licenza dell'attività venga sospesa. Allora parliamo ancora delle conseguenze del maltempo che ha colpito la nostra regione, perché le pessime previsioni meteo hanno portato ieri sera all'annullamento del concerto di Sting a Bassano del Grappa e fioccano le polemiche, visto che l'evento nel tardo pomeriggio era stato confermato nonostante l'allerta maltempo. Ora l'organizzazione sta già lavorando per recuperare la data, ci racconta tutto Mirko Cavallin con la collaborazione di Vanessa Banzato. Buongiorno da Bassano del Grappa, sono nell'ufficio del sindaco Nicola Finco per parlare di quanto accaduto ieri, anzi meglio di quanto non accaduto. Il concerto di Sting, unica data italiana dell'ex bassista dei Police, data attesissima, migliaia e migliaia di persone già presenti, concerto confermato fino intorno alle 19 con un anticipo dell'orario alle ore 21, c'era l'allerta maltempo arancione e poi alla fine la decisione di annullare. Sindaco, cos'è successo? Ma è successo che l'organizzazione, visto anche un confronto con le autorità competenti, ha deciso, visti anche i bollettini meteo, di annullare l'evento. Abbiamo cercato fino all'ultimo di poterlo realizzare, vista la forte affluenza, più di 8.500 persone, però la sicurezza dei cittadini è stata messa davanti a qualsiasi tipo di evento e manifestazione. Ci scusiamo per il disagio, preciso che l'organizzazione non è in capo al Comune di Bassano del Grappa, noi concediamo il Parco Ragazzi del 99 e poi l'organizzazione assieme alle autorità competenti decidono cosa fare. Quindi sicuramente non è andata come volevamo, però possiamo dire che il giorno prima con il concertozzo di Elio e Storie Tese abbiamo dato dimostrazione di una città che sa accogliere migliaia di persone, ma soprattutto che sa realizzare anche grandi eventi. Non è stato forse un po' questo tira e molla proprio nel tardo pomeriggio, quando poi il pubblico cominciava ad arrivare al parco a creare un po' di incertezza e poi anche maggiore dispiacere proprio nel sapere praticamente all'ultimo che era stato annullato? Ma sicuramente, però quando si organizzano questo tipo di eventi si cerca fino all'ultimo di poterli realizzare, in quanto persone arrivavano già da ore a Bassano del Grappa e quindi si cercava la soluzione migliore proprio per poter permettere lo svolgimento di questo importante concerto. Però poi alla fine, ripeto, l'organizzazione si è interfacciata con le varie autorità competenti per una questione di sicurezza dei cittadini, dei tanti turisti e ospiti, si è deciso di annullare l'evento. Quindi ovviamente c'è il dispiacere da parte nostra, però potete ben capire che queste sono scelte non facili da fare e sicuramente creano dei disagi, però ovviamente dobbiamo sempre fare il conto con quella che è la sicurezza dei cittadini, che va messa prima di qualsiasi altra cosa. Sting ha portato veramente tanta gente, non solo italiani ma da tutto il mondo. Abbiamo avuto ospiti parecchi, ad esempio dalla Russia, ma anche tedeschi, paesi nordici, insomma, quindi non solo italiani. La delusione è stata tantissima, veramente enorme, perché sono rientrati qualcuno verso le 10, qualcuno un po' dopo, insomma, e con questa amarezza in corpo, insomma. Perché tra l'altro loro avevano lasciato l'albergo, si erano diretti al Parco Ragazzi del 99, perché erano tutti convinti, Roberto Stuni, erano tutti convinti che il concerto si tenesse. Certo, sì, anche perché le indicazioni erano quelle, anzi l'avevano anticipato di mezz'ora, quindi anziché alle 21:30 alle 21, quindi tutto faceva pensare che si facesse regolarmente. Sono arrivati anche dalla Russia.
e c'è una bella storia. Certo, sono arrivati anche dalla Russia, tra l'altro diciamo che le persone che sono arrivate qui per il concerto hanno insomma gente che può spendere qualcosina in più, no? Quindi li vedevi, no? Dal tipo di auto che avevano, ad esempio qualcuno, e invece c'è questa storia di questo ragazzo che ci ha detto che era il sogno della sua vita vedere Sting, e purtroppo la delusione per lui è stata tantissima. Tra l'altro ha detto che aveva dato fondo a tutti i suoi risparmi per fare questi 4 giorni a Bassano, e quindi è rimasto veramente deluso in un modo impressionante. Noi cercheremo di dare una mano anche noi per quello che potremo fare, perché è una storia veramente toccante. Ultima pagina, c'è apprensione tra gli agricoltori e vivaisti della Castellana. Il servizio fitosanitario regionale sta facendo delle verifiche su un insetto altamente infestante che potrebbe imporre una quarantena a tutte le coltivazioni della zona. È soprannominato il coleottero devastatore. È la Popilla japonica e un esemplare sarebbe stato individuato e catturato nella zona di Riese Pio X. A darne notizia il bollettino fitosanitario del Condifesa, che sottolinea la voracità e la diffusione infestante dell'insetto. Infatti è un coleottero giapponese, uno scarabeo giapponese, che si è presentato a Riese Pio X, e quindi, essendo un insetto da quarantena, c'è l'obbligo di segnalarlo subito al servizio fitosanitario. Vale a dire che, qualora fosse confermata la presenza dopo il prelievo fatto dai tecnici della Regione Veneto, per 40 giorni non sarebbero ammessi spostamenti arborei o arbustivi da tutta l'area in un raggio di 10 km dal punto di ritrovamento, con inevitabili ripercussioni per tutto il comparto florovivaistico di Loria. Del resto, la diffusione incontrollata del coleottero metterebbe a rischio quasi tutte le produzioni agricole della Marca. Proseguo in testa. Perché è un insetto che devasta, indubbiamente, è un grande masticatore, una grande forchetta, piacciono addirittura 200 specie di piante vegetali, e quindi tutto ciò che trova lui si ciba. E in particolare in queste zone qui? In queste zone qui cosa che trova? Trova la vite e basta, che sia prosecco, pinot, quello che è, a lui non interessa. L'importante è che sia appunto una parte vegetale, lui si nutre foglie, fiori e frutta, tutto ciò che riesce a mandare in digestione lui lo compie. Toccherà alla Regione, qualora fosse confermata la presenza, stabilire metodi e modi di intervento, contando che più tempo passa, più i coleotteri si moltiplicano. Dobbiamo pensare a popolazioni, quindi parliamo di migliaia di insetti, migliaia di coleotteri che volano e si spostano come popolazione da un luogo all'altro, in continuo. Devono trovare dove mangiare. Riapriamo la pagina della cronaca perché c'è stato un colpo nella notte in centro ad Abano Terme. Si parla di un furto in un negozio di gioielli. Ci racconta tutto in diretta Valentina Visentin con la collaborazione tecnica di Cristian Roque Allende. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno. In realtà il colpo è avvenuto a Montegrotto Terme, sempre nella zona termale. Qui siamo lungo viale della stazione, nella gioielleria che vedete alle mie spalle, Mini Gioiello. L'intero scomparto della vetrina è stato completamente razziato perché il ladro, che forse ha agito in solitaria ma non si esclude avesse anche dei complici, ha applicato un foro che adesso è stato coperto dai proprietari con questo volantino e ha arraffato tutti i gioielli che erano posizionati nel secondo scomparto della vetrina. Un colpo durato pochi minuti nella notte tra sabato e domenica. Sembra che ad agire appunto sia stato un malvivente solitario specializzato perché è arrivato qui, prima ha oscurato le telecamere di sorveglianza che sono posizionate proprio davanti alla vetrina, come sta inquadrando in questo momento il collega Cristian Roque Allende. Prima ha oscurato la telecamera e poi appunto ha applicato il foro e ha razziato andando sul sicuro e scappando. I carabinieri della compagnia di Abano Terme non escludono che possa avere avuto anche un complice che lo aspettava a pochi metri di distanza, ma appunto faranno quel che è possibile, insomma, a recuperare dalle telecamere con le immagini a ricostruire nel particolare la dinamica di questo ennesimo furto ai danni di un'attività commerciale. Da Montegrotto Terme è tutto, la linea può tornare allo studio.
Grazie per questo aggiornamento a Valentina Visentin con la collaborazione di Cristian Roque Allende. Parliamo di dell'assemblea dei lavoratori, dove è emerso che tra i fattori di preoccupazione ci sono i dazi e le possibili ripercussioni della situazione internazionale. Incoraggia poi l'attenzione dei millennials sempre più interessati a diventare titolari di allevamenti. In 20 anni gli allevamenti veneti sono calati del 70%, ma la produzione tiene, in aumento sia in Italia che in Veneto, e si concentra su 4 regioni con il 62% prodotto in 10 province, tra cui Vicenza. Stalle che chiudono e passano da 6.641 imprese allevatoriali in regione del 2004 alle 1.997 nel 2024, con il 78% del latte prodotto tra Verona, Padova e Vicenza. In 10 anni abbiamo perso ormai oltre il 45% di stalle. La problematica nel Vicentino è un po' minore. Vicenza è quella che fondamentalmente perde manco come allevamenti, è anche quella più produttiva e anche oggi sta dimostrando probabilmente quelle che investono di più a livello veneto. A preoccupare il comparto è anche la situazione delle malghe, a rischio spopolamento, oltre 15 malghe in tutto il Veneto rimaste vuote rispetto al 2024 a causa di diversi fattori, l'analisi degli allevatori, dall'assenza di ricambio generazionale alle carenze strutturali all'escalation delle predazioni. La politica ad oggi, nonostante il declassamento del lupo, per dirti un problema, non è stata ancora in grado di dare delle risposte all'interno delle malghe. Problemi sulle malghe, abbiamo evidenziato anche nelle relazioni l'aumento degli affitti da parte dei comuni. Molte malghe che oggi sono ancora senza energia elettrica e senza acqua potabile. Capite che quando un allevatore non ha energia, deve portarsi su l'acqua potabile, ha gli affitti che costano, ha infrastrutture magari un po' deboli da quel punto di vista, ci aggiungiamo anche il lupo. Ma non solo, sul futuro gravano le possibili ripercussioni sul settore legate a dazi e situazione internazionale. Siamo un po' preoccupati, un po' per i dazi, un po' per queste dinamiche di guerra, sicuramente sì. Tenete conto che esportiamo 60 passa miliardi all'estero come Italia, quindi è preoccupazione ovvio che c'è. Infine il dato incoraggiante è che sempre più millennials, ovvero titolari di azienda nati dal 1980 in poi, diventano allevatori. Continuiamo a parlare di economia con l'analisi settimanale della CGA di Mestre, che questa volta ha anche lanciato una provocazione. Gli artigiani del Friuli, Venezia e Giulia garantiscono più occupazione di un colosso come Stellantis. Dalla CGA di Mestre parte un messaggio provocatorio rivolto a chi sottovaluta il ruolo dell'artigianato, offrendo divulgazione, visibilità e spazio solo alle grandi aziende del paese. Dal centro studi della CGA si fa notare che gli artigiani in Friuli Venezia Giulia hanno una volta e mezzo in più i dipendenti di Stellantis, tanto per fare un esempio, producendo quasi lo stesso valore aggiunto. Se nella regione più piccola del nord-est gli addetti nell'artigianato sono 65.522, la principale casa automobilistica italiana dà lavoro a 43.000 persone, ma distribuite su gran parte del territorio nazionale. Alzi la mano a chi ha conoscenza che in Friuli Venezia Giulia il numero degli addetti nell'artigianato è una volta e mezza superiore a quello dei dipendenti impiegati in Italia dal gruppo Stellantis. Ed ancora che gli artigiani friulani e giuliani e la principale casa automobilistica del paese producono quasi lo stesso valore aggiunto. Io credo nessuno, per il semplice motivo che l'attenzione dei grandi media, dell'opinione pubblica e di buona parte della politica nazionale è quasi sempre rivolta ad analizzare l'andamento e i risultati del nostro principale gruppo manifatturiero e più in generale delle poche grandi aziende rimaste nel paese. Si tratta, come detto, di una provocazione, per stessa ammissione della CGA, che intende stimolare una riflessione sull'importanza dell'artigianato, delle piccole e medie imprese, che rappresentano uno dei pilastri su cui poggia il sistema economico regionale. Basti pensare che nel 2022 il comparto ha generato un valore di 2,5 miliardi, di poco inferiore ai 2,8 miliardi di Stellantis. Sia chiaro, è una condotta in parte giustificabile, tuttavia andrebbe replicata più frequentemente anche nei riguardi delle piccole imprese e dell'artigianato che, lo dimostrano i numeri, costituiscono uno degli assi portanti del nostro sistema produttivo e occupazionale.
E in Veneto l'apprendistato torna cruciale come leva per l'occupazione giovanile. Confartigianato Imprese Veneto e Veneto Lavoro hanno presentato un report sull'apprendistato nella nostra regione. Noi abbiamo bisogno sia dei giovani che diventino giovani imprenditori, sia di giovani che vengano nelle nostre attività, nei nostri laboratori ad imparare un mestiere. L'apprendistato è il primo strumento a disposizione che può rispondere a queste che sono le principali esigenze delle aziende. Da un report di Confartigianato Imprese Veneto emerge come questa forma contrattuale sia in continua ascesa, soprattutto nell'artigianato, dove si concentra un quarto del totale delle assunzioni in apprendistato in Veneto, che nel 2024 sono state 43.200, di cui 9.700 proprio nelle imprese artigiane. Le porte delle aziende sono sempre aperte per quei giovani che vogliono imparare un mestiere. Il mix avviene tra formazione e scuola, tra teoria e pratica, tra quello che è la scuola e il lavoro, la bottega. Ecco, tutte queste cose secondo me aiutano al giovane a capire il mondo dell'artigianato. In questo territorio quello dell'apprendistato duale, che mette scuola, formazione e lavoro uno accanto all'altro, resta un tema fondamentale. C'è bisogno di questi ragazzi, i ragazzi intesi non solo come forza lavoro ma come futuro per le imprese. Le imprese sono ormai capitanate nella stragrande maggioranza di gente che o ha i capelli del mio colore o addirittura non ne ha più. Veda lei se non ci sarà spazio per questi ben formati giovani. E intanto le imprese aspettano gli sviluppi della riforma in atto e dettano le loro esigenze. Servizi utili ai giovani per poter avvicinarsi a questo mestiere e secondo rafforzare le figure che caratterizzano il ruolo formativo dell'impresa, che comunque rappresenta il cuore della questione, cioè di poter disporre di un tutor e di formatori permanenti nell'impresa che forniscono di fatto un servizio di formazione e di accompagnamento per i giovani che entrano in questo sistema. Cambiamo argomento. L'estate è anche la stagione in cui aumentano gli abbandoni di animali, una piaga che tristemente si ripete ogni anno, ma che dall'inizio di questo mese può costare davvero molto cara. È stata approvata infatti la legge contro il maltrattamento degli animali. A spiegarcela uno dei veterinari consulenti del Tribunale di Treviso. Da questo mese commettere reati contro gli animali può costare veramente caro. Lo ricorda Diego Cattarossi, volto noto tra i veterinari della Marca e consulente tecnico ufficiale del Tribunale, oltre ad essere responsabile dell'acquario di Jesolo e docente dell'Università di Parma nella specializzazione in animali da compagnia. Dal 1 luglio è in vigore una nuova legge che aumenta la protezione degli animali. Riguarda tutti gli animali da compagnia, da affezione, ma anche animali d'allevamento, e va a inasprire le pene per tutti coloro che facciano maltrattamento verso gli animali. Divieto assoluto di tenere un cane a catena, con sanzioni da 500 a 5.000 euro, dai 6 mesi ai 2 anni di reclusione per il maltrattamento di animali come le tratte illegali di cuccioli, da tempo denunciate da Cattarossi, che lancia un monito a certi negozianti. Parliamo di cani di razza che riescono a entrare sul mercato a metà del prezzo di quello che può garantire un allevatore serio che li allevi in Italia e che controlli per tutte le malattie. Oggi questo è inasprito e i commercianti che trattino in maniera incivile questi poveri cuccioli possono avere il ritiro della licenza dalla vendita degli animali. Che vengono tutti tutelati, quindi non solo cani e gatti. Chi uccide un animale rischierà fino a 4 anni di carcere e 60.000 euro di multa, sempre abbinata. Chi li maltratta davanti ai minori avrà un aumento di 1/3 della pena, cosa che si ripete anche per mettere un filmato diffuso in rete. Poi si inaspriscono tutte le altre pene per chi commette reati ai danni degli animali. Ma forse l'aspetto più importante della legge è che lo Stato italiano non considera più gli animali come cose. Si dà finalmente a tutti gli animali la definizione di esseri senzienti, di creature capaci di sentimenti e di ragionamento. Un rispetto degli animali sempre più sentito dai cittadini, con qualche eccezione che va segnalata proprio perché non si possa ripetere. Sono i medici veterinari pubblici delle ASL gli unici che possono, insieme e accompagnati dalle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, polizia locale, andare dalla persona che è stata segnalata, individuare se vi siano gli estremi per un maltrattamento e a quel punto applicare questa nuova
legge, la legge Brambilla, che è veramente molto severa per tutti coloro che commettono il reato, perché non si parla di illecito, ma il reato penale di maltrattamento verso gli animali. Ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra pochissimo con Focus TG. Ben trovati nuovamente in diretta con Focus TG. Ora parliamo di politica regionale, perché a Santa Caterina, nel Trevigiano, amministratori della Lega si sono radunati per stilare il programma per le prossime elezioni regionali di novembre. Di fatto una prova di forza del partito. Obiettivo: correre in coalizione per il segretario Stefani, ma Conte dal palco avvisa: meglio soli che mal accompagnati. La nostra forza sta nei nostri valori, la nostra forza sta negli amministratori locali e nell'esempio di buon governo che abbiamo dimostrato nei territori. Patti chiari, amicizia lunga con tutti e, se serve, meglio soli che male accompagnati. Davanti a 450 amministratori leghisti, il padrone di casa Mario Conte chiude il suo intervento interpretando il sentimento della base leghista e strappando un lungo applauso. L'avvertimento è per gli alleati, in particolare Forza Italia, dopo i ripetuti attacchi al governo della regione, ma la linea scelta dal segretario regionale Alberto Stefani è quella di parlare della Lega e non degli altri, riempendo il salone di Santa Caterina con sindaci e consiglieri, frutto del radicamento del partito nel territorio, e non è mancato il ricordo del sindaco leghista per eccellenza. Non possiamo non ricordare Giancarlo Gentilini. Da Tokyo il segretario federale Matteo Salvini assicura che farà di tutto perché sia la Lega a esprimere il candidato presidente. Ci tenevo a dirvi che faccio e farò di tutto perché il buon governo leghista del Veneto possa avere continuità, senza togliere niente a nessuno, garantendo l'unità del centrodestra, che è un bene prezioso in tanti comuni. Però io penso che l'eredità di Luca Zaia e della Lega possa trovare in un uomo o in una donna della Lega, con una squadra assolutamente all'altezza, altri 10 anni di buon governo. È una Lega che vuole mostrare agli alleati la sua predominanza nel territorio, quella di Unità Treviso, senza essere prepotente. Parla di programmi per le regionali, Stefani, di visione che viene dal basso, di sfide per il futuro. Misura le parole, ma l'obiettivo è dimostrare il peso specifico del Carroccio in Veneto. Oggi noi non siamo qui contro qualcuno, non siamo qui contro una coalizione, siamo qui per costruire insieme il futuro di questo territorio. Siamo qui per costruire e disegnare insieme ai territori, ai sindaci, agli amministratori, alle comunità locali, quello che è il programma elettorale dei prossimi anni, quello che è il programma amministrativo della prossima regione. Non siamo contro nessuno, nel senso che siamo aperti a una coalizione, come io ho sempre sostenuto, una coalizione di governo a livello nazionale, a livello regionale e a livello locale, però è anche vero che la Lega a livello territoriale ha una classe dirigente molto importante. Noi facciamo la nostra parte, iniziamo portando il nostro contributo. Non siamo qui per lanciare candidature, per lanciare corse in solitaria, siamo qui però per costruire il futuro del Veneto. La base ha il diritto di dire la sua, ma le decisioni le prende il direttivo regionale, aggiunge il segretario. L'obiettivo rimane andare alle urne a novembre con il centrodestra unito. È Conte a ribadire che è inevitabile mettere dei paletti. Io a Treviso amministro col centrodestra unito, oggi in regione c'è il centrodestra unito, al governo c'è il centrodestra unito. È altrettanto vero che i modi fanno la differenza, quindi chi attacca si autoesclude, chi costruisce invece è ben accetto. Dunque, benché Salvini e Stefani abbiano frenato le velleità di corsa solitaria della Lega alle prossime regionali, il meglio soli che mal accompagnati pronunciato dal sindaco di Treviso Mario Conte non è passato inosservato, e il numero uno di Fratelli d'Italia in Veneto, De Carlo, è lapidario. Sentiamo. È buona come frase per strappare degli applausi, è una frase meno buona per governare ed approcciarsi ai tavoli, però ai tavoli ci viene Alberto Stefani e ci viene il direttivo regionale, quindi mi preoccupa relativamente, anzi non mi tange.
Si dice tranquillo il numero 1 dei meloniani in Veneto, ma è chiaro che un certo fastidio serpeggia tra le file di Fratelli d'Italia. Quel meglio soli che male accompagnati in chiave regionali pronunciato da Mario Conte dal palco di Santa Caterina, con applauso dei leghisti annesso, non è certo passato inosservato. Anche se De Carlo è lapidario nel declassare il peso specifico del sindaco di Treviso, nonostante il seguito del primo cittadino e presidente di Anciveneto. È una frase facile da dire in un momento come questo, chi invece ha ruoli di responsabilità sa che non è propriamente così, perché da soli non si vince, né che uno si chiami Lega, né che uno si chiami Fratelli d'Italia, tantomeno uno che si chiami Forza Italia. Che qualcuno voglia aizzare la folla per strappare qualche applauso ci sta, soprattutto quando non riveste ruoli apicali, è normale lo si faccia. Chi invece riveste ruoli apicali è chiamato, come sottoscritto, come Alberto o come altri, ad avere una visione un po' più, diciamo così, pragmatica. Come dire, io tratto con Alberto Stefani, con il quale il dialogo resta su un altro livello. Ho apprezzato le parole del segretario Stefani, come sempre persona equilibrata che deve tenere un po' anche lui i fili di una base che magari, come è normale, pensa e vuole dare continuità al governo di centrodestra con un leader della Lega, e invece chissà che queste questioni saranno trattate non solo in un'ottica generale, ma anche tenendo conto dei risultati elettorali degli ultimi anni. Insomma, Fratelli d'Italia ribadisce: la partita per la guida di Palazzo Balbi è apertissima, ed è questo in fondo il problema nel centrodestra. Un nome serve e la Lega lo vorrebbe entro la fine di luglio, ma per De Carlo è più probabile che si attenda ancora. Cerchiamo di vedere quando, è chiaro che se si decide di votare ad ottobre, il nome dovrà essere fatto prima di settembre. Se la data, come se parrebbe trapelare in via ufficiosa, potrebbe essere la metà di novembre, è chiaro che sicuramente per i primi di settembre bisognerà avere un candidato. E poi c'è l'altro alleato, perché è altrettanto vero che il bersaglio leghista in queste settimane ha più il colore azzurro di Forza Italia, uno scontro che secondo i meloniani va chiuso al più presto. Noi auspichiamo che i nostri alleati vengano entrambi a più miti consigli e che non esistano attacchi di questo tipo, ma anche che esista una collaborazione diversa, ma credo che siano solo questioni irrilevanti al fine del presentare un programma condiviso, una candidatura unica. Quindi credo che quando poi ci siederemo a un tavolo e quando poi tutti assieme remeremo nella stessa direzione non vi saranno più né screzi né altro. Al momento credo che tutti possano riconoscere una posizione di signorilità da parte di Fratelli d'Italia tutta. E seppur di poco, Luca Zaia ha perso il primato che conservava da anni come presidente di regione più amato d'Italia a favore del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Tra i due lo stacco è solamente dello 0,5% a favore del presidente del Friuli Venezia Giulia. Zaia però ha lasciato sul campo un meno 10,8% di consensi dal giorno dell'insediamento, passando dal 76,8% al 66%. Tra i sindaci dei capoluoghi di provincia del Veneto, il miglior piazzato è Mario Conte al 7° posto, sindaco di Treviso, anche lui cede però il 4,8%, passando dal 64 al 60%. Poi seguono al 9° posto Valeria Cittadine, che dal giorno del suo insediamento in comune a Rovigo ha guadagnato un più 0,9% ed è al 59%. Al 32° posto il sindaco di Padova Sergio Giordani con il 56% delle preferenze, perde il 2,4%, quindi il sindaco di Belluno Oscar De Pellegrina al 62° posto, infine il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che perde il 4,1% e all'83° posto, scendendo dal 54,1 al 50% di gradimento. Il comune di San Zenone degli Ezzelini si è aggiudicato un importante contributo regionale in attesa della sentenza del TAR sulla richiesta di risarcimento per i ritardi delle opere compensative della superstrada Pedemontana Veneta.
660.000 euro. A tanto ammonta il contributo regionale che si è aggiudicato il comune di San Zerone degli Ezzelini, destinato a interventi per il miglioramento della mobilità e della sicurezza stradale. Un risultato ottenuto partecipando al bando, rispetto al quale sono state presentate 327 domande, di cui 288 ammesse a contributo e solo 40 finanziate. Ma, precisa il sindaco Marin, questi soldi non hanno nulla a che vedere con il risarcimento che spetterebbe al comune dalla regione, per cui si attende ancora la sentenza dopo l'udienza al TAR dei giorni scorsi. Siamo stati aggiudicati proprio come il comune più alto in provincia di Treviso e il secondo in tutto il Veneto. Questo contributo andrà quindi a contribuire alla realizzazione della seconda rotatoria, quella della questione appunto che riguarda l'accordo sulle opere compensative della superstrada pedemontana veneta, però non ha a che fare con le somme che il nostro comune aspetta come risarcimento ormai, perché questo stiamo chiedendo ora alla regione per quanto riguarda appunto l'accordo delle opere compensative della superstrada pedemontana veneta, perché oltre a queste somme come comune dovremo andare ad aggiungere il costo di realizzazione della rotonda totale, ma anche di tutte le altre opere che sono previste, cioè la riqualificazione di via Marconi e di via Roma. L'importo attualmente del progetto è di 5.560.000 euro, per cui stiamo parlando davvero di una cosa consistente. Adesso attendiamo la sentenza, attendiamo fiduciosi, però appunto si va avanti perché gli accordi vanno rispettati, l'hanno detto anche 3 sentenze e quindi noi andiamo avanti. Tra l'altro quando dovrebbe arrivare questa sentenza? Avete già sentore? Noi si spera arrivi entro la fine dell'estate, insomma, che nelle prossime settimane comunque di avere già notizie e sapere come poi potremo procedere per vedere finalmente compiute quelle opere che ci spettano. Certo è che è stata fondamentale anche la sua presa di posizione ferma. In effetti, se non prendevamo posizione, se non eravamo convinti appunto di quello che dicevamo, di quello che era scritto, tutto sarebbe andato perso. Non è andato perso, non è stato appunto tra virgolette un sacrificio quello che abbiamo fatto, ma è stata una cosa dovuta perché dobbiamo vederci riconoscere le opere che ci spettano, dobbiamo vedere riconoscere i diritti dei nostri cittadini, della nostra comunità. E a proposito di infrastrutture e trasporti, è attivo fino al 13 settembre il treno del mare che collegherà Verona alle spiagge venete nei fine settimana e nei giorni festivi. Abbiamo dall'addio al nubilato di un gruppo di ragazzi che sono venuti semplicemente a farsi una mangiata di pesce al mare, a persone di una certa età che si sono caricati la loro bicicletta e hanno detto sono venuti una giornata a fare una passeggiata al mare, famiglie, molte persone con le valigie e quindi persone che molto probabilmente faranno la loro settimana di vacanza. Insomma, il treno si è riempito e siamo solo al primo giorno. Il primo treno del nuovo Chioggia Line è arrivato alla stazione puntuale alle 10:17, segnando l'avvio ufficiale del servizio che collega Verona alle spiagge venete nei fine settimana e nei giorni festivi. Un momento atteso che celebra il ritorno del treno in città dopo i lavori di potenziamento infrastrutturale della linea Rovigo-Adria-Chioggia, a cura di Rete Ferroviaria Italiana e Infrastrutture Venete. È stata una sfida iniziata più di 3 anni fa, quando abbiamo deciso di partecipare a questa gara, aggiudicandocela e proponendo un modello di servizio ed esercizio nuovo su tutti il treno del mare. Il treno del mare è il fiore all'occhiello di questo servizio sulla Rovigo-Chioggia. Riconnettiamo dopo più di un anno Chioggia alla rete ferroviaria Veneto, perché per un anno questa linea è stata soggetta ad importanti lavori infrastrutturali. Un servizio sostenibile, completo a 360 gradi, propone 240 posti a sedere, propone 74 posti bici, propone lungo il viaggio percorsi naturalistici per il turismo lento. In una giornata di festa arriveranno i turisti che non avranno bisogno dei parcheggi, perché sapete che una problematica che stiamo avendo è proprio quella legata ai parcheggi, perché la nostra città è pacificamente invasa da tantissimi turisti, nuovi turisti. È chiaro che chi arriva in treno arriva comodo o in bicicletta a bordo del treno, poi avrà direttamente il mezzo che li porterà sulla spiaggia in centro a Sottomarina. Il treno sarà attivo fino al 13 settembre in via sperimentale. Partirà da Verona alle 7:38 il sabato e alle 7:09 la domenica e i festivi. Per quanto riguarda il ritorno sarà possibile scegliere tra 2 opzioni. E ora parliamo dei saldi estivi che rappresentano un momento cruciale per molti commercianti. A Bassano del Grappa c'è un clima di fiducia nonostante le crisi internazionali.
Con la vigilia di Natale e con i giorni dei saldi invernali, i saldi estivi costituiscono uno dei momenti principali per il commercio e Bassano, con la sua vocazione naturale nel centro storico, non fa eccezione. Sicuramente è una data importantissima perché parte dà inizio proprio ai saldi stagionali che comunque adesso ci accompagneranno almeno fino ad agosto e daranno uno sprint in più alle vendite, quindi un'occasione in più per le persone di comprare dei bei capi risparmiando qualcosina. Non è facile però tenere testa al commercio online anche aggiornando le normative. Il commercio online ha le stesse identiche regole di nomenclatura di saldi di tutti gli altri negozi in Italia. Ovviamente alcuni marketplace stranieri non hanno bisogno di questo tipo di normativa e quindi vendite sotto costo piuttosto che vendite a prezzi ribassati prima del periodo di saldi accadono molto spesso. La spinta già nelle prime ore della giornata pare positiva e fino ad agosto le previsioni sono favorevoli. È un plus per un periodo che magari soffre, specialmente questo, con un calo delle vendite, perché comunque la stagione è partita un po' a rilento e abbiamo anche una contrazione economica, quindi si stimano almeno un aumento del 20-25%. C'è poi un legame tra gli sconti anticipati e il clima. Sarebbe da spostare in avanti la data di inizio saldi, perché effettivamente l'estate è partita meteorologicamente 30 giorni fa e adesso siamo già in saldo, quindi spostare le vendite dei saldi proprio a un periodo più consono che sarebbe fine agosto sicuramente avrebbe più senso e quindi si ricorrerebbe meno a queste forme di sotterfugi per dribblare la legge. Così il presidente dei commercianti di Bassano, ma noi andiamo a sentire le voci degli acquirenti nel primo giorno di saldi a Bassano del Grappa. Stiamo guardando, ma per il momento non abbiamo preso niente. Andiamo in giro a guardare insomma un po' le novità che ci sono, ecco, se c'è qualcosa di carino. Aveva già guardato qualcosa nei giorni precedenti, addocchiato? Ma certo. Sì, ma certo, se no non serve fare i saldi. Avete un budget indicativo? No, dipende cosa troviamo. Sì, esatto, il pezzo che ci colpisce, che chiama comprami. Il primo giorno dei saldi, lo sa, sì? No, non lo so. Pensa di solito lei compra qualcosa in saldo d'estate, d'inverno? No, dipende Io sono una che passa, guardo, se vedo qualcosa che mi piace entro, se no... Non aspetta lo sconto? No, non l'aspetto. In genere lei è una che acquista in saldo d'estate, d'inverno? Sì, più d'estate perché per la scuola poi arrivano le cose, quindi... però sì. Sì, ne approfitto. Abbiamo preso per lei qualcosina. Di solito compra in saldo lei, aspetta proprio l'inizio? Sì, di solito sì. E si trova bene? Benissimo, sì. Anche d'inverno? Sì, di solito sì, anche d'inverno. Ma a dir la verità ho preso delle cose, ma non credo in saldo. Quindi le avrebbe prese comunque? Le avrei prese comunque. In genere lei acquista in saldo d'estate, d'inverno? In genere no. Perché? Ma diciamo che probabilmente perché ho già quello che mi serve e quindi non vado a spendere. Ha già approfittato? Non ancora. Però ha intenzione? Penso di sì. Di solito guarda anche lei nei giorni precedenti come erano i prezzi e poi arriva, sceglie qualcosa? No, sinceramente no. Compro quando vedo qualcosa che mi piace, indipendentemente dai saldi di solito. Se c'è il saldo tanto meglio, altrimenti prendo quello che mi piace, che mi serve, quando mi piace, quando mi serve. Un budget già fissato oppure... No. Ho preso delle scarpe per il bambino e un regalo, ho approfittato per fare un regalo. Non abbiamo preso ancora nulla, ma abbiamo individuato un paio di scarpe, quindi ritorneremo a prendere. Solo scarpe? Solo scarpe al momento. È quello che comprate di solito? Sì, prevalentemente in saldo sì. Ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati nuovamente con Focus TG, parliamo di alpini che sono tornati in armi sul Ponte Vecchio per onorare il vessillo della Monte Grappa.
Martedì mattina le penne nere torneranno sul ponte che porta il loro nome per una cerimonia prima del pellegrinaggio sulla cima dell'Ortigara. Una compagnia in armi del battaglione addestramento di Aosta inizierà infatti un campo mobile partendo dalla caserma Montegrappa per salire appunto ai piedi della colonna Mozza, dove domenica 13 si svolgerà l'annuale pellegrinaggio degli alpini. Al passaggio della compagnia sul Ponte Vecchio verranno resi gli onori al vessillo della sezione Montegrappa, che sarà presente con i suoi vertici e i suoi associati. Alla resa degli onori seguirà un momento di raccoglimento in memoria di Alessandro Ferraris, anima della sezione bassanese mancato pochi giorni fa durante una gita sul Grappa a causa di un malore. Al termine della doppia cerimonia la compagnia in armi proseguirà il proprio cammino verso l'altopiano. Ed ora parliamo di servizio civile universale. 180 ragazzi della provincia di Treviso, ma anche da fuori della Marca, hanno iniziato questa nuova esperienza che coinvolge ben 130 enti. Sono 180 i giovani dai 18 ai 28 anni che hanno scelto di svolgere un anno di servizio in uno tra i 130 enti coinvolti, 90 comuni, 24 associazioni o cooperative, 16 altri enti con 21 progetti anche nel Bellunese. Si tratta per questi ragazzi di una scelta volontaria di dedicare un anno della propria vita a servizio della comunità per promuovere la solidarietà, l'educazione, la costruzione della pace, la tutela dell'ambiente e la promozione della cultura. Ho scelto il servizio civile perché mi interessava come esperienza, avendo studiato all'università volevo anche aprirmi un po' le porte in altri ambiti e quindi ho scelto questo percorso. E spero che il servizio civile sia un'esperienza che mi accresca da un punto di vista professionale e personale. Queste sono le mie aspettative, le mie speranze. Il servizio civile universale consiste in 12 mesi di volontariato per un totale di 1145 ore, delle quali 110 sono di formazione. È un'occasione sicuramente di crescita per loro, ma anche per noi amministratori. E poi soprattutto è l'occasione per far vedere alla gente e alla cittadinanza di quanti giovani volenterosi e di quanto belli siano i nostri giovani a fronte magari di una minoranza che non si comporta propriamente bene, per cui questo è un inno alla bella gioventù. E questi sono ragazzi che fanno la loro prima esperienza di impegno sociale e che li apre alla nuova vita anche futura di impegno generale. Poi per quest'anno per la prima volta abbiamo anche un volontario di servizio civile nel nostro ente provincia. È stato un bel momento di incontro tra i propri sindaci e i volontari in questa esperienza di un anno dove avranno 140 ore di formazione, dove i ragazzi avranno l'opportunità di formarsi, ma un'annualità per lavorare insieme alle loro comunità e sentirsi dei cittadini attivi all'interno delle loro comunità. Il servizio civile universale trevigiano garantisce una riserva del 15% nei concorsi pubblici, la possibilità di un tutoraggio lavorativo e quella di estendere l'esperienza all'estero grazie a Erasmus. Soddisfatti i ragazzi che questa esperienza l'hanno già fatta. È un'esperienza che regala molto in termini di personalità, di crescita personale e sicuramente anche di acquisizione di nuove competenze. E nell'Alta Padovana c'è stato un importante passo avanti per l'eliminazione del passaggio a livello nel centro di San Giorgio delle Perti, che è stato firmato un accordo tra la provincia di Padova e i comuni di San Giorgio e Campodarsego. L'accordo di programma è cosa fatta. Saranno riclassificate, passando da comunali a provinciali, le strade necessarie per risolvere l'annosa questione del passaggio a livello lungo la provinciale 10 Desmanna, via Roma, nel centro di San Giorgio delle Pertiche. Si è deciso, di comune accordo con la provincia e il comune di Campodarsego, di riorganizzare tutta la viabilità, andando a trasformare in strade provinciali la via Anconetta Margarese e la via Brenta, che attualmente già peraltro svolgono la funzione di strada di collegamento per il traffico pesante, e quindi trasferendo queste vie alla provincia, che saranno legittimamente sotto la competenza dell'amministrazione provinciale, andando a trasformare la via Roma e in particolar modo il pezzo dove adesso c'è il passaggio a livello in strada comunale. Tutto questo è imprescindibile per poter procedere
con la realizzazione del sottopasso di San Giorgio di Pertiche e la soppressione del passaggio a livello. La soluzione progettuale è stata condivisa dai due comuni interessati, San Giorgio delle Pertiche e Campodarsego, con la mediazione della provincia di Padova. Il nuovo sottopasso sarà progettato in una zona delicata. Sorgerà al posto dell'attuale passaggio a livello, che è in una zona molto complessa, in mezzo alle case, in mezzo alle strade di accesso alle lottizzazioni laterali, davanti al cimitero monumentale Quirino De Giorgio, a pochi metri dal parco monumentale dell'architetto Iapelli di Villa Cassinari, dove c'è la sequoia più antica d'Europa, e soprattutto a pochi metri dall'importantissimo incrocio tra Cardo e Decumano del Graticolato Romano, dove peraltro ci sono anche dei vincoli dovuti alla presenza di numerosi corsi d'acqua, tra cui il Tergola, il Vandura e il Tergolino. Il progetto, che già aveva ottenuto il via libera dei due consigli comunali, è stato approvato in Consiglio provinciale. Nei prossimi mesi la permuta ufficiale dei tratti stradali interessati. Isola Vicentina dedica per il terzo anno un evento in ricordo di Filippo Bari e Pietro De Bernardini, vittime della montagna. Una giornata che si svolgerà a settembre con l'obiettivo di ricordare e al contempo sensibilizzare sui temi ambientali. Isola Vicentina non dimentica quel 3 luglio 2022. Fu l'intera comunità ad essere colpita dalla tragedia della Marmolada, quando un loro concittadino, Filippo Bari, giovane papà di 27 anni, venne travolto dalla valanga insieme alla comitiva di amici. Furono 11 le vittime, 7 i vicentini, tra cui lui, e il ricordo resta caro alla cittadina alle porte di Vicenza, che come ogni anno dedica a lui e a Pietro De Bernardini, studente di 25 anni, tradito a sua volta dalla passione per la montagna ad aprile 2023, vittima di una valanga in Norvegia, una giornata a tema. Sono i loro amici a volerli ricordare attraverso un evento arrivato al terzo anno che si svolgerà a settembre, dedicato alla musica e alla montagna. Ricordo e non solo, la giornata ha l'obiettivo di sensibilizzare sui rischi della montagna e indurre ad una riflessione sui temi generali legati al cambiamento climatico. Tornando a Filippo e Pietro, ci sarà anche quest'anno il Rifugio Festival organizzato dagli amici appassionati di musica, che torneranno in Villa Cerchiari con una manifestazione a settembre proprio per ricordare chi aveva la passione sia per la montagna che per la musica, e quindi un momento anche per ricordare. C'è stato negli anni passati l'occasione anche di sottolineare l'importanza della prevenzione in montagna, e quindi anche non semplicemente festa ma anche momento di riflessione e anche di formazione. Era l'ultimo servizio di questa edizione di Focus TG con la regia di Francesca Pezzo e Italo Morao, che si conclude qui. Nel salutarvi vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa, a seguire il telegiornale di Vicenza, quindi questa sera alle 21:15 l'appuntamento con il nostro talk show Focus. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.